Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Eccole là! D'altronde, amici di Scratch, è l'esperienza. Lodi! Proseguite con questo applauso perché finalmente è nata mia. Un augurio grande da questo studio a Ilenia Lazzaro, fateglielo. Cara Ilenia, adesso dovrò combattere con due. Ahimè, lo farò. E vabbè, cosa bisogna fare? Se tale e quale la madre, scampa Dio cielo. Però cara Ilenia, siccome ci manchi tanto, ma siamo felici per te e per il tuo marito Christian, cosa faremo? Ti lanciamo una clip, l'ha voluta fare Gianni Dal Santo, te l'ha confezionata e insomma te la doniamo. E quindi non c'è Elena Minto a lanciare la clip, sai chi la faccio lanciare? A Matteo Buso. Matteo, lanciamo la clip? Tanti auguri Lenia e Christian, un augurio per una buona crescita mia e via la clip. Ecco una detta bene però. Applausino, va. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last. Oh, is love. Oh. Bene, auguroni ancora Ilenia, aspettiamo che tu possa tornare alquanto prima, vero Matteo? Perché ci manca a tutti. Aspettiamo. Intanto ringrazio per essere con noi anche Damiano Grego, grazie anche a Edoardo Sandri e a Silvio Soppetto e grazie anche a Marco Ponta. Marco, adesso faremo vedere Bolzano, ahimè tu non c'eri. Sì, purtroppo ho dovuto fare un weekend di riposo forzato a causa un po' di influenza, quindi riprenderò domenica prossima in Svizzera. Sei in splendida forma, bisogna dire la verità, nel Giro d'Italia è stato sfortunato alla prima tappa, molto sfortunato, la seconda insomma c'era un Gioele che andava via come un siluro, però tu eri là. Sì, diciamo, sono stato più sfortunato forse la seconda perché ho scolato un tubolare, quindi sono state un po' due gare un po' diciamo buone dal punto di vista fisico, ma dalla sfortuna ci ha visto bene, insomma, però... Cosa è successo invece in questo fine settimana, Matteo, tu che sei tutto? Un Franzoi, quarto la domenica, e mi pare il sabato, quarto il sabato e la domenica? E prima la domenica in volata con Francis Moret e Fabian Canale. Cioè, questo è un risultato, fategli un applauso perché credo che sia qualcosa di eccezionale. Vabbè, basta. Oltre Alpe i nostri italiani hanno portato bei risultati perché non c'era solo Enrico Franzoi che è il risultato, uno dei più bei risultati secondo me. Certo. Però c'era anche Falaschi che ha fatto quarto sempre la gara che ha vinto Enrico e decimo Silvestri nella stessa gara.
Il giorno prima abbiamo detto il sabato, quarto Franzoi, quindi vuol dire che il portacolori della Selle SMP sta crescendo e secondo me ne vedremo delle belle. Beh, io sono contento perché Maurizio ci ha visto dentro, evidentemente. Certo, sì. Le gare nazionali e internazionali qui in Italia cominciano adesso, vedremo dopo, e quindi ne vedremo sicuramente delle belle. Gli interpreti di queste gare secondo me saranno molti e di una qualità elevata e vedremo cosa accadrà. Marco, cosa vuol dire essersi messo dietro comunque nella prima tappa un certo Franzoi? Insomma, penso che per te sia anche di grande morale. Beh, sì, sicuramente. Alla fine Enrico è sempre Enrico, quindi noi aspettavamo che rientrasse a Fiuggi, poi c'è stata una sua scivolata, poi c'è da dire anche il percorso che non era proprio, non lo avvantaggiava. Però insomma sono contento per lui che ha vinto, perché tanti parlavano già di un atleta in declino, ma secondo me Dove? ce n'è ancora, ce n'è ancora tantissimo. Secondo me farà anche bella figura. Adesso poi dopo voi di fatto, caro Sandri, aprite le danze al Mastercross del trofeo Selle SMP, un Mastercross che gravita tra il nazionale e l'internazionale. Voi a Schio ci avete creduto dal primo momento e vi prestate a inaugurare una stagione mitica. Sì, in effetti quando me l'hanno proposto di entrare appunto in questo circuito prestigioso come il Mastercross, Selle SMP, abbiamo con entusiasmo accettato proprio questa candidatura a questo circuito. Ci crediamo intensamente a questo circuito, perché appunto è un circuito dove che sicuramente avremo prima un prestigio, sicuramente porteremo un prestigio a Schio a alto livello, con atleti di alto livello. So già che partecipa anche Marco Ponte alla nostra gara. Gli spezzavamo il ginocchio. Esatto, perciò ecco, abbiamo sicuramente, c'è molto più lavoro sicuramente rispetto agli altri anni, però sicuramente ci ripari. Damiano, che percorso è quello di Schio? Perché a me Schio mi è sempre piaciuto, hanno sempre dato dimostrazione di avere competenza e voglia anche di migliorarsi. Cioè, è un percorso già duro di se stesso, più se continua a piovere così verrà micidiale. Si cambierà forse anche certi ordini di arrivi, perché col fango certi atleti vanno meglio o certi vanno peggio, però è duro già di se stesso, con la pioggia ancora di più. Caro mio, io ti chiamo Soppetto perché tu mi ricordi una pagina bella della mia vita, ma Silvio, adesso parleremo di Bolzano. Gli amici di Bolzano hanno fatto un percorso molto lungo, anche faticoso da disegnare, e hanno avuto un incidente di percorso perché la notte prima gli hanno divelto tutti i paletti, secondo me una cafoneria, una cattiveria senza limiti, senza precedenti. Il ciclismo purtroppo ultimamente, e anche i media ci stanno mettendo del loro, stanno facendo una massiccia informazione contro, nel senso che pare che il ciclista sia il rompipalle di turno e gli automobilisti e i camionisti sono tutti bravi. Io sono anche un po' stanco perché questo si ripercuote anche sugli organizzatori che sono malvisti. Vogliamo ricordare che voi vi fate un mazzo tanto e quel giorno non è che esportate droga, non è che esportate gioco d'azzardo, quel giorno lo fate intanto per le categorie giovanili, che insegnate così il comportamento e le regole, e poi siete esportatori di sogni, quindi cosa ti senti di dire? No, guarda, organizzare una gara così è molto faticoso, ci vuole molto tempo, ci vogliono le persone, eccetera. Però dopo sei ripagato, dopo alla fine, quando viene una bella gara come l'anno scorso, quest'anno sarà ancora meglio, sei ripagato tutte le fatiche che hai fatto e hai dovuto affrontare. Sai, per noi, te l'abbiamo già detto l'anno scorso, per noi questa gara deve diventare una festa. Per noi il ciclocross e le gare in sé per sé devono essere una festa, per cui ci siamo organizzati, quest'anno abbiamo cambiato la location, abbiamo rifatto di nuovo i mercatini con le aziende del settore e anche no, per cui noi ci crediamo. Adesso è un giorno in cui la famiglia va e vede, ciclocross può anche farsi... Esattamente, abbiamo fatto il percorso ludico per i bambini con i pompieri come l'anno scorso, per cui ci crediamo, deve essere una bella cosa, dobbiamo portare le persone, fra virgolette, normali, vedere queste gare, perché alla fine sono entusiasmanti. Vedere i bambini piccoli Sì, no, guarda, vedere i bambini piccoli, poi le categorie giovanissime che corrono, fanno ciclocross è una cosa meravigliosa. Matteo, mandiamo la clip invece di Bolzano. Sì. Esordienti esordienti secondo anno, perché quelli del primo anno sono di 6, passeranno a gennaio, quindi mandiamo la clip degli esordienti al secondo anno maschile e esordienti al secondo anno femminile. Via la clip. Cazzo, Matteo però mi piace, è tosto.
Con le immagini siamo a Bolzano con l'organizzazione del centro ciclocross USA, sesta tappa del trofeo Triveneto di ciclocross. Il tempo, una finestra insomma di sereno, il posto chiaramente naturalmente bellissimo e quindi bene si presta anche al campionato di ciclocross. Queste sono immagini di copertina grazie a Gianni Dal Santo, il quale ci fa un po' emozionare. Intanto i fiumi sono tutti ingrossati e non ne fa eccezione certo l'Adige, ma questa è una situazione particolarmente ghiotta per i ciclocrossisti veri, anche se poi dopo insieme a Matteo Buso e insieme a Damiano Grego ci analizzeremo anche un terreno, un fango non particolarmente si attaccava, ma un fango morbido. Adesso con la categoria esordienti partono gli esordienti maschi e tra poco le femminucce, con chiaramente Chiandussi lì davanti, e per quanto riguarda invece le donne chiaramente Critelli, Zontone, Asia Zontone, Guadagniela, Pozzobon. Insomma, abbiamo detto un percorso questo che tra poco lo vedremo, ma un fango particolarmente compatto. Sì, certo, l'avevo detto la scorsa settimana. Secondo me il fango lo vedremo da Schio. Questo è un terreno che drenava molto, per fortuna ha smesso di piovere anche per gli organizzatori e quindi abbiamo visto una gara con un fango diciamo abbastanza, sì, non c'era fango, era abbastanza asciutto. In cattedra vediamo subito Chiandussi Uez per quanto riguarda le donne, bene la Bozzobò, ma Guadagni e Critelli lì subito davanti insieme all'Asia Zontone con il dorsale 155, Graf Giulia Maria. Anche qua uno che è interessato è Damiano Grego, tu mi pare c'è una figlia che concorre. Sì, beh, corre con gli allieve, sia mia figlia sia la Gaio Aurora. È il primo anno che fanno cross, dai, va bene così, dai. Insomma, il primo anno vuol dire che ci si crede a quello che è, secondo me, un modo diverso e un modo forse più importante per passare una domenica, specie se abbiamo a che fare con gente che gli piace il ciclocross. Intanto un Uez particolarmente brillante, ha già preso un margine di vantaggio, abbiamo visto anche Caruzzi Nicolas insieme a Chiandussi, anche questo un Dallago che mi piace questo corridore, Dallago Luca oltretutto è figlio del presidente del team di Bolzano, li abbiamo avuti ospiti in studio, il papà è un triatleta e quindi anche i genitori che chiaramente se fanno sport sono i primi testimonial per poter far praticare sport, Matteo. Certo, sono i primi a invogliarli e a portarli alle corse soprattutto. Oggi, sì, domenica ho visto una corsa in tutte le categorie, sempre all'attacco fin dall'inizio. Partendo infatti dagli esordienti, chi si è andato a contendere la corsa è Uez e Chiandussi, che si sono battagliati durante tutta la corsa. Stessa cosa abbiamo visto nelle ragazze esordienti, è partita all'attacco subito Marina Guadagni, dopo ha avuto un incidente meccanico, abbiamo visto una Beatrice Pozzobon che erano lì davanti. Ecco, un'Asia Zontone forse che ha avuto qualche problemino di salute sì, speriamo si riprenda. Ecco. Abbiamo visto sì la Guadagni leggermente staccata per un incidente, una bella Pozzobon che vuole riscattarsi dalle tiepide apparizioni di inizio stagione, ma oggi sta avendo veramente una marcia in più. Bene anche la Asia Zontone che comunque è lì che è in testa al gruppo. Ancora bene la Girardi Ludovica col 153, abbiamo appena visto la Patrizia Critelli e adesso un Uez che sta veramente facendo una bella performance, un Chiandussi apparentemente in difficoltà, però questo è un corridore Chiandussi che alla lunga si vede è bravo anche dal lago, è un Chiandussi credo molto in forma. Ma per adesso, come adesso è in forma strepitosa, dopo speriamo che continui fino alla fine. È allenato da Pontoni Daniele che come preparatore non ha niente da dire a nessuno. Proprio il giorno prima di questo evento c'è stata la presentazione del team Trentino Rosa, quindi dove proprio Pontoni è il loro mentore e sta facendo bene. Ecco anche qua l'importanza di avere un personaggio, campione del mondo anche lui, ma soprattutto un grande professionista del ciclocross aiuta moltissimo anche ad insegnare. Vediamo anche in questo tratto, Matteo, tanti preferiscono farla in bicicletta e tanti a piedi però si risparmiava tempo. Sì, certo, bisognava prenderla larga e andare sull'erba evitare dove erano passati tutti, quindi si aveva più grip e si poteva salire al miglior modo. Questi ragazzi sono anche giovani, quindi non hanno la potenza dei ragazzi che sono dopo e quindi anche se avevano un po' di fango, si un po' la ruota, salivano lo stesso. Bisogna anche dire però che con il passare le gare il fango si è asciugato e quindi erano agevolati i corridori più esperti.
Un fango, abbiamo detto, particolare, bene fatto fino adesso, abbiamo visto la Guadagnin che ha recuperato molto, siamo già in zona di arrivo e adesso andiamo già subito con l'arrivo, andiamo a vedere proprio lui, Chiandussi, che riesce a bruciare proprio negli ultimi centinaia di metri un grande Emanuele Uez, bravissimo anche a Luca Dal Lago, poi dopo seguono Nicola Scaruzzi, Marco Vettorel, vediamo proprio col 119 Caruzzi, poi Toneatti, Vidotto e Pellizzer. Per quanto riguarda invece le donne, le esordienti, intanto vediamo che prendono anche un po' di fiato alcuni corridori, qui voglio dire hanno fatto veramente grosso, dalla Serra Gabriel, bravissima la Pozzobon, addirittura un urlo di gioia, e la Marina Guadagnin la vediamo adesso in seconda posizione, Patrizia Critelli, questa è una conferma, sta andando sempre bene, è volata con l'Asia Zontone e Ludovica Girardi. Adesso chiaramente è un blocco di interviste mentre vediamo il podio proprio con Chiandussi Uez e qua la Pozzobon con la Critelli e la Guadagnin. Via l'intervista. Beh, allora questa gara la volevo vincere perché l'anno scorso è la prima gara che ho vinto di ciclocross e quindi la volevo vincere a tutti i costi. Oggi è stata molto dura perché era la battaglia tra me e Emanuele, abbiamo lottato fino alla fine. Poi dovevo passarlo prima dell'ultimo ostacolo, solo che mi è slittato un po' il dietro e ho dovuto mettere giù il piede e lui è partito via. Sì, ho conservato la maglia e spero di portarla fino alla fine. Oggi, come tutte le gare, è stata dura perché è tornato Michele dal Giro d'Italia e c'era un avversario in più molto forte. Sì, ho faticato molto, devo dare di più, devo stare di più a ruota. Ci tiene tanto questa maglia? Sì, molto. E tu oggi invece un'esultanza, come mai questa esultanza così forte? Essendo partita a buia, facendo proprio penultima, poi sono riuscita ad andare sempre più avanti, quinta, quarta, un secondo, un terzo e finalmente adesso è arrivato un primo. La dedicherai a qualcuno? La dedico a mia zia che è morta 4 anni fa e... Sei felice? Tantissimo. Ti manca tantissimo? Certo. Seconda gara, quindi qua abbiamo gli allievi primo e secondo anno e le donne allieve tutte. Chiaramente qua tanto un Sergiano che oggi la vedrò dura, per lui è un ragazzo un po' pesante rispetto agli altri, farà più fatica, mentre qua abbiamo Tommaso Dalla Valle, abbiamo la Casasola, abbiamo anche Fontana, insomma sono più leggerini e qua dovrebbero insomma andare meglio. Sì, certo, era anche comunque un percorso da spingere molto, molto veloce, con belle contropendenze e molte curve, insomma, quindi c'era un po' di tutto. Damiano, non è che qua anche alcuni atleti, ma poi lo vedremo anche andando avanti con le nostre cronache, non è che forse hanno sottovalutato il tracciato, perché giustamente diceva Matteo, il fango lo vedremo a Schio, qua però la gente pensava che il fango fosse molto più molle, invece era compattissimo, tanti atleti forse hanno fatto un errore. No, ma non tutti i fanghi sono uguali, Matteo ha detto che a Schio, penso anch'io a Schio perché il terreno lì è più duro, qui a Bolzano era un percorso anche tanto sì, duro però veloce, bisognava avere spinta e sapere usare molto il cambio. Cioè, il fango, qualcuno pensava che ci fosse più fango, però no, il fango non è come si vede, a piedi facevano solo gli ostacoli e qualche salitella, ma chi non era capace, perché sennò era tutto in bicicletta. Bene, qua abbiamo visto che adesso chiaramente oggi è una giornata dove negli allievi al secondo anno abbiamo Brancati e Zana che se la devono giocare tra di loro, perché Lorenzo De Vettori leggermente staccato, intanto vediamo ancora Sergiano a piedi, mentre per quanto concerne le donne vediamo lì davanti sia la Sara Casasola che Matilde Bolzan. Per quanto riguarda i ragazzi al primo anno, bene Fontana Dalla Valle con Federico Ceolin, sono sempre là, sono questi che si stanno sempre giocando le prime posizioni un po' in tutte le tappe di questo meraviglioso, possiamo dirlo, trofeo Triveneto. Sara Casasola è immensa e a me piace come ragazza, abbiamo visto anche la Selva insomma sta facendo anche molto bene qua ed è stata sfortunata perché insomma ha avuto 2 o 3 inconvenienti meccanici. Sì, certo, ha avuto dei problemi, ha dovuto cambiare la bici 2 volte, ha recuperato molto, infatti ha concluso molto bene. È stata, come ho detto, la gara dei pronti via per tutte le categorie. Vediamo infatti adesso Brancati e Zana sono partiti fino all'inizio e si sono battagliati fino alla fine. Stessa cosa negli allievi al primo anno, sono partiti, era un trio, Tommaso Dalla Valle, Leonardo Cover e Filippo Fontana, se la sono giocata fino all'ultimo. Peccato per Leonardo Cover che
ha avuto un guaio meccanico e ha dovuto abbandonare la coppia di testa e insomma vedremo come sarà andata a finire. Beh, intanto voglio dire, tanto vediamo cover in questa bella immagine molto panoramica. Mi viene in mente, Brancati è un professionista del mountain bike, del ciclocross, quindi dei terreni pesanti. Zana invece è uno stradista a tutti gli effetti, però Zana lo vediamo che lotta alla pari con Brancati. Ecco, mi viene in mente, potrebbe essere un nuovo Stibar. Beh, Zana va forte su strada, però nel cross va forte anche là. Cioè, il nuovo Stibar è ancora tanto l'importante è che il ragazzo non si monti la testa, che si impegni e può diventare bravo sia su strada sia sul ciclocross. Noi ce l'auguriamo, intanto sognare non costa nulla, intanto vediamo una Sara a casa sola strepitosa. Negli europei sono sempre le donne che tolgono le castagne dal fuoco, Matteo. Sì, sabato dagli europei l'unica medaglia che è arrivata è quella di Alice Maria Zuffi, che ha concluso terza. Ci sono anche altri bei risultati, magari nel corso della puntata li elencheremo, però a maggior ragione per confermare i buoni risultati delle donne, quarta ha fatto la Teocchi per esempio. E quindi bisogna anche cercare di far vedere e far pesare queste cose, perché è importante anche per chi ci sta ascoltando che le donne non è che sono lì e fanno l'apparizione soltanto per dire ma vabbè facciamole andare avanti. Poi vediamo fior di ragazzi che arrivano davanti agli allievi di pari età, e quindi vuol dire che ha ancora un qualcosa da dare questo sport, e soprattutto le donne riescono a farci emozionare. Abbiamo visto prima anche Matilde Bolzan leggermente affaticata perché c'è una Sara Casasola che è lì davanti. Intanto in cattedra adesso sale proprio Alberto Brancati, non ci sta certo a star dietro, a mettersi davanti un Filippo Zana. Brancati ha anche noblesse oblige, deve far vedere che lui è ancora il grande, il numero uno del ciclocross, se non uno tra i principali interpreti di questo ciclocross degli allievi del secondo anno. Bene, abbiamo visto Lorenzo De Vettori, ma anche Matteo Faes lo abbiamo visto molto in gamba e molto presente. Continuo a dire che per me la Selva Francesca è un atleta che ci darà delle grandissime soddisfazioni. Adesso andiamo con Filippo Fontana là davanti, subito dietro abbiamo visto Tommaso Dalla Valle. Questa è una gara un po' elastico per loro, passa in testa uno, passa in testa l'altro. Sono ragazzi che oltretutto vestono la stessa casacca, sono amici, molto amici anche nella vita, però qua chiaramente bisogna andare, e là tutti vogliono metterci il muso davanti, ci mancherebbe altro. Ancora Sara Casasola, insomma questa è una ragazza che veste la maglia rosa al Giro d'Italia, ma molto probabilmente se continua così rivestirà anche quella del Trofeo Triveneto, che secondo me è a pari dignità con il Trofeo Triveneto, è a pari dignità con il Giro d'Italia. Sì, non ha niente da invidiare. Anche ieri abbiamo superato abbondantemente i 200 partenti. La Sara non ha bisogno di descrizione, è solo una conferma di quanto di bello ha fatto vedere l'anno scorso, e anzi secondo me va ancora più forte l'anno scorso. E vogliamo anche dire che verso la fine, il 23, ci sarà Schio con una gara nazionale e sarà il Master Cross insieme a Brugherio la settimana dopo, per poi andare a Faedio Derzo con l'internazionale, quindi Matteo Buso sicuramente è un interessato speciale, ma qua sono 5 gare di interesse tra nazionale e internazionale che fa brillare gli occhi a tutto il panorama, secondo il mio punto di vista anche europeo. Siamo già nei pressi dell'arrivo, qua vediamo Alberto Brancati su Filippo Zana e Lorenzo De Vettori. Bravissimo comunque De Vettori, si applaude se stesso, ma è stato sfortunato in questa gara. Per quanto concerne, poi dopo vedremo tra poco gli allievi del primo anno, eccolo qua, è Tommaso Dalla Valle che vince su Filippo Fontana, bravissimo, Federico Ceolindi, Piaz Marco e Ferro Matteo. Per quanto concerne invece le donne allievi al secondo anno, vediamo la principessa, proprio lei, Sara Casasola su Bolzan Matilde, Nicole D'Agostin, poi in volata con questi doppiati, pensate, poi Selva Francesca, la vediamo tra pochissimo, bravissima questa Francesca Selva, ditemi che sarò ridondante, però per me è una grandissima atleta. Volata chiaramente questa con Fischlanner e Pauletto, e adesso un po' di podio con gli esordienti, scusate, con gli allievi primo e secondo anno, e conclusione con le allieve. Bene Francesca, conservi la maglia, quarta posizione ma una gara sfortunata. Sì, è stata una gara abbastanza sfortunata. Sono comunque contenta perché ho fatto una rimonta bellissima secondo me,
può essere definita anche la gara più bella, anche oltre alla vittoria, perché comunque sono riuscita a trovare il mio limite. La gamba ne avevo ancora, però bene così, dai, anche la sfortuna ci sta, è la prima volta giù del podio, quindi ci sta, sono contenta. Tu hai combattuto per poter fare il ciclocross, come mai? Perché è una cosa che mi ha sempre appassionato, fin da quando ero giovanissima facevo le gare di off track e mi è sempre piaciuto, poi comunque volevo sempre farlo e quest'anno sono riuscita e ho fatto bene. Filippo, non è vittoria, ma hai dovuto combattere con uno che comunque nel ciclocross è un mito. Ma sì, l'anno scorso ha vinto il Trivento, quindi è un ragazzo bravo. Insomma, oggi ci siamo giocati, poi l'ultimo giro ho sbagliato una curva, mi ha sorpassato. Poi alla fine ho recuperato, però è stato sufficiente per prendere la vittoria. Brancati, di te non è una novità, sei un fenomeno sul ciclocross, sul mountain bike. Cosa pensi di questo ragazzo? Ma è andato molto forte anche lui, sapevo che stava bene, infatti abbiamo fatto gara tutto il tempo insieme, ci siamo divertiti e dopo sono riuscito ad andare via, sono contento. Tommy, oggi era un po' la tua gara. Sì, era un bel percorso tecnico. C'era un rettilineo duro, lungo, in cui bisognava spingere abbastanza, però me la sono giocata. Io do sempre il massimo, non c'è dubbio. Le prime gare erano andate forse meglio, però sta continuando ad andare sempre bene, sono contento comunque. Sara, ti stai dividendo tra il Giro d'Italia, dove stai facendo benissimo, anzi i nostri complimenti, e il Trofeo Triveneto, col quale insomma ci vai d'accordo parecchio. Beh sì, dai, oggi è andata molto bene. È stata una gara dura, ho fatto fatica all'inizio a prendere un po' di distacco, ma alla fine sono riuscita ad andare via. Ma come hanno imparato in fretta questi bambini dello schio bike, è vero, bravi, bravi. Allora, mi veniva in mente, mentre guardavamo la clip degli esordienti degli allievi, siamo stati anche in Trentino, no? A Rovereto, abbiamo inaugurato una bella serata e una presentazione del Trentino Rosa. Chiedo a te invece Marco, perché tu sarai credo che come atleta sia il più desideroso di sapere e di capire se ci sono altre società che investono su questa disciplina. Loro hanno iniziato con le donne, no? Adesso abbiamo parlato anche in cronaca con Matteo che tante volte le castagne al fuoco ce lo tolgono le donne tra le Olimpiadi, europei eccetera. Loro hanno iniziato da là in un percorso che oggi ha portato a Nadir Coledani ma anche a Moreno Pellizzon, insomma hanno cercato di hanno chiuso un cerchio. Secondo me è positivo che una società del genere si impegni così profondamente nel ciclocross con un Daniele Pontoni che insomma tu lo conoscerai bene. Alla fine ci sarà una clip, state con noi di questa presentazione. Beh sì, sicuramente, alla fine tante realtà, tante squadre magari iniziano con un obiettivo per poi abbracciare diciamo il ciclismo tutto tondo, quindi è stata un'iniziativa molto, molto positiva e poi insomma da quando è entrato dentro anche Daniele penso che già il nome parli per tutto, quindi i risultati si sono visti fin da subito sia con Moreno, con Nadir, con la Sara Casasola, quindi insomma sono contento anche perché comunque è una realtà trentina ma alla fine anche un po' friulana sia come atletica che come direttiva. La maggior parte degli atleti sono friulani, sono lì, quindi c'è una trentina e poi dopo una veneta, la Nicole Dal Santo. Matteo, il trend, possiamo dire che il Trofeo Triveneto, senza nulla togliere a nessuno, ha aiutato molto in questi ultimi 10 anni anche grazie anche ai media che ne hanno parlato, televisioni, social network, anche a essere un po' un modello e ispirare qualcuno ad organizzarsi un po' più in maniera favorevole ad organizzare delle società di ciclocross. Sì, io la vedrei sia dal punto di vista delle società che delle gare. Le società una volta c'era solo il Guerciotti Sale Italia che faceva da luce per tutta Italia e lì. Negli ultimi anni invece si sono formate belle realtà a titolo giovanile che è sempre stata, c'è anche Libertas Corse per esempio, però in generale si sono formate delle società che hanno portato avanti questa disciplina e diciamo possiamo essere solo che contenti, quindi l'Anima Nera. Certo. A livello di gare invece anche il Mastercross la vedrei come una realtà
che si è evoluta grazie a società, a società organizzatrici che hanno voluto dare qualcosa in più. Dalle gare regionali hanno voluto passare alle gare nazionali, altrimenti dubito che il Master Cross come trofeo, come challenge sarebbe esistito. E questo è importante, voglio dire, non dice una banalità. Damiano, ai tuoi tempi c'era una, due società, quelle erano. Le gare sì, ce n'erano di più, però c'era meno partecipazione. Cominciamo a dare una linea di coraggio a tutto quello che è l'assembramento. È bello vedere adesso tutti i giovani che corrono, anzi sono da apprezzare. Ci sono meno gare di una volta, però speriamo che con il passare degli anni ci siano sempre di più. Meno gare però, Sandri, ma alla fine meno gare mica tanto, perché tra il Master Cross, il Trofeo Triveneto, se andiamo a vedere il Giro d'Italia e il Ciclocross, poi dopo ci sono anche altre società sparse un po' qua e là nell'Italia che organizzano settimanalmente delle manifestazioni. Forse manca il denaro, poi voglio sentire te Marco, nel senso di pagare un po' i corridori, perché le trasferte costano, e allora rischiamo di avere dei corridori locali piuttosto che allargare il proscenio, è vero? Sì, in effetti si è dimostrato anche con la nostra gara che l'impegno è enorme appunto per avere queste risorse economiche per affrontare i rimborsi squadra, i pernottamenti, tutte quelle cose lì. Noi fortunatamente abbiamo avuto un'amministrazione comunale che ci ha sostenuto bene, veramente bene, devo ringraziare pubblicamente appunto questa amministrazione nuova che è nata quest'anno a Schio, da maggio praticamente, e ci sta veramente dando una mano forte in questo senso, altrimenti sicuramente senza di loro non saremmo riusciti. Non dici una banalità, dici una cosa talmente vera, Edoardo, perché Marco alla fine, penso anche tu, ti trovi tante volte a non poter andare in delle gare, ti piacerebbe anche partecipare, perché qua deve entrare le amministrazioni come nel tuo caso, ma anche il governo. Io vorrei un po' di visione in più da parte di questi politici che non sono costi lo sport, sono investimenti. Quindi bisognerebbe cercare di sponsorizzare la causa che lo sport si mantiene se ci sono dei modelli da esportare, perché sennò qua continuiamo a esportare cioccolatari e basta. Sì, infatti alla fine secondo me è inutile anche accanirsi contro gli organizzatori che sono già bravi a organizzare. Se le aziende sono in crisi, ci sono pochi soldi, automaticamente cala per tutti. Quindi dobbiamo impegnarci appunto a cercare di fare sempre più gare, a cercare di esportare appunto, come dicevi tu, anche un modello. Insomma, io chiederei al caro nostro presidente Renzi, che è stato un boy scout, e insomma di pensare positivo nei riguardi dello sport, perché è inutile cazzeggiare, parliamoci chiaro, bisogna fare qualcosa di concreto, un po' concreto come hanno fatto non soltanto gli australiani ma anche gli inglesi, dove hanno cercato di fare qualcosa in più ma ci hanno messo del loro, per cui abbiamo visto anche nel medagliere il PIL cresce, insomma, è vero. Vabbè, detto questo, è una raccomandazione che facciamo al boy scout Renzi, è vero, ma al boy scout perché si ricorda di quando era bambino, chissà che non gli si intenerisca il cuore. Speriamo si ricordi. Sì, speriamo si ricordi, vabbè, poi dopo però bisognerebbe strutturare bene tutto, cioè bisognerebbe strutturare dalle basi per arrivare a come hanno fatto gli inglesi e australiani. Beh certo, bisogna mica darli così a fior perché altrimenti siamo al punto. Ma sono d'accordo, e gli italiani hanno anche delle responsabilità, certo. Bisogna pur dire la verità. Certo. Andiamo via con la follata, io la chiamo. Sì, la follata, sì, perché è la categoria dove ci sono più atleti, è inutile nascondersi, quindi via gli allievi maschili e gli allievi femminili. No, amore, sono junior adesso, vedi, non sei come allenamento. No. Gli allievi ce li siamo giocati tutti con gli esordienti. È vero, vero. Ma a te ti perdono perché sei maschio come me. All'allenamento non potrei perdonarlo. Giusto. Lei non sbaglia mai, ma è brava sta allenamento. Oggi non c'è, ma tornerà. Anche lei tornerà. Junior? Giusto, è vero, la follata era degli junior, maschile, donne tutte, e fascia 2. Che bello quando sbagliano. E fascia 3 anche. Anche fascia 3. È bello che sbagliano anche gli altri. E cara Elenia, non soltanto il sottoscritto, ti è. Avanti con la clips. Sì, penso tante. Bene, terzultima e terza gara di giornata qui a Bolzano. Qua chiaramente abbiamo la fascia 2, fascia 3 e gli juniores e le donne tutte molto affollate, l'abbiamo detto
diverse volte, ma d'altronde questo è il ciclocross e poi dopo le giornate, ragazzi, si accorciano, Matteo, non è che possiamo manco fargli spiritosi. No, stanno per accorciarsi le giornate, fortunatamente è uscito anche un timido sole nel finale e ha aiutato tutta l'organizzazione e gli atleti a completo. Qui abbiamo visto adesso la partenza dei juniores, anche qui sarà un bel pronti via, adesso ora vedremo insomma. Qua a sorvegliata speciale c'è una certa Nicoletta Bresciani che torna a far visita al Trofeo Triveneto, ma sicuramente davanti c'è una Oberparleiter che venderà cara la pelle. Tutti quanti chiaramente le previsioni danno vincente la Bresciani, però qua bisogna stare anche attenti perché abbiamo detto che il terreno non è così allentato. Per quanto riguarda la fascia 2 abbiamo detto qua c'è la lotta con Giuseppin, Zoppas e Dal Grande. Intanto abbiamo visto un Michele Bassani veramente in grande spolvero. Caneva o Caneva, poi mi dovete spiegare come si dice. Caneva, Mauro che sta andando, l'abbiamo visto dall'immagine adesso molto bene. Cristian Buttò che veste la maglia di leader provvisoria della classifica. Per quanto concerne, abbiamo detto, le junior, qua abbiamo una bella sorpresa, è tornata a trovarci Sofia Beggin insieme a Alessia De Bellis che veste la maglia, dovrà vedersela bene la Nicoletta Bresciani, vediamo con quale piglio e con quale grinta prende questa salita e poi man mano anche anche le altre ragazze, abbiamo visto anche la Micheletto e via discorrendo. Insomma qua vediamo Dal Lago e il papà del ragazzo esordiente, un triatleta e fa bene anche lui a partecipare, bravissimo comunque Michele Bassani, molto concentrato, però un Mauro Caneva che secondo me mi ha fatto un po' impressione vederlo, bravo anche De Bellis, però Caneva è molto forte. Sì, Caneva è molto forte e soprattutto non deve sbagliare nei finali. Domenica secondo me non ha sbagliato niente e vedremo come va a finire nel finale. Dietro tra le donne vedo una bella sfida tra la Oberparleiter e la Nicoletta, soprattutto perché la Anna giocava in casa, era il suo compleanno, quindi avrà voluto sicuramente farsi un bel regalo. Però bisogna avere anche le gambe. Qua per la fascia amatoriale, per le donne master abbiamo la Magnago, però ricordiamoci che la Chiara Selva era in Germania, brava lei, è arrivata seconda sul podio, quindi un complimento particolare. Bresciani in testa, l'abbiamo vista seguita dalla Oberparleiter. Per quanto riguarda invece la parte amatoriale, la fascia 2 abbiamo visto Giuseppin e adesso in questo momento abbiamo visto anche prima Zoppa ma anche Perini e Schirosante, un Dal Grande veramente in grande fatica in questa gara, e forse è quello che è stata un po' una sorpresa al negativo, è quello che ha patito un po' più di tutti rispetto nella fascia amatoriale, quindi vuol dire che anche lui forse pensava che il terreno fosse più accidentato o più pesante, invece era un terreno che ha avvantaggiato, diciamo così, sta avvantaggiando i pesi leggeri come Zoppas ma anche come Giuseppi. Bene ancora Caneva, dietro inseguito da un assoluto bravissimo Michele Bassani, poi man mano abbiamo Buttò, Pozzato De Bellis, anche Daniel Smarzaro e Rudy Molinari, sono tutti lì che si stanno un po' giocando la gara, tranne chiaramente i due fuggitivi Caneva e Bassani. Poi adesso vediamo ancora, questo mi pare che sia Cecchin o Zecchin. Zecchin sta inseguendo il gruppetto lì, insegue il duo di testa, ecco qui adesso vediamo Molinari e Ceolin che stanno sempre inseguendo i primi, sono sempre nella top 10 qui. Quindi top 10 vuol dire i primi 10 ragazzi, non sono mica pochi, non sono mica ciufoli. Bene comunque Zoppas, lo vediamo, sta andando via quasi con una gamba sola, ecco Zoppas sta recuperando la forma, evidentemente le prime apparizioni erano un po' più così di rodaggio. Bene la Oberparleiter, a questo punto ha staccato la Nicoletta Bresciani, leggermente in difficoltà, grande questa atleta, perché è venuta lei una mountain bike, una biker, però si sta facendo grandi cose, credo che anche Scotti sarà lì per poterla anche convocare. Sicuramente se farà qualche altra performance sarà convocata da Fausto Scotti. Bene anche la Nicole Dal Santo, la vediamo molto ben e stilisticamente pregevole questa ragazza. Certo, è sempre lì che si contende con le migliori, è leader anche, no, ha perso per poco nelle ultime tappe la maglia di leader provvisorio del Trofeo Triveneto e sicuramente venderà, come dici tu, venderà cara la pelle per la maglia finale, non è proprio scontata.
Per le donne under abbiamo bene visto anche la Chiara Galimberti, che sta giocando, insomma, anche lei sta recuperando la forma ottimale, speriamo che ce l'abbia più in fretta possibile. E poi dopo, per quanto riguarda sempre la testa della classifica, per quanto riguarda gli junior, sempre lì davanti c'è Mauro Caneva e Michele Bassani che se la stanno un po' giocando tra di loro. Con il dorsale, adesso abbiamo visto proprio passare in questo momento, con il dorsale 10 dalla Pria Andrea della Libertas Corsè. Approfitto per dire che c'era Gino Micheletto e quindi fa molto piacere quando vediamo uno della federazione che viene a far visita agli organizzatori insieme a Paolo Garniga. Vediamo la Bresciani che in pratica sta a ruota a sto punto qua dal grande, vuol dire che la Bresciani sta andando mica tanto piano, ma vuol dire che la Oberparleiter sta andando bene. La Oberparleiter settimana scorsa era a ruota di Beppe Del Grande. Sì, certo, la Anna arriva sempre alle gare di cross dalla mountain bike e cerca di aumentare progressivamente andando avanti con le corse. Sicuramente Nicoletta non ha mollato, ho visto che ha cambiato anche la bici in precedenza e sta cercando di recuperare, sta dando il tutto per tutto. Un grande applauso ad Andrea Pozzato, perché lui c'è sempre lì ed è sempre tra i migliori. Pozzato Andrea sta facendo grandi cose, se la sta vedendo con dei capisaldo del ciclocross. Lui, ricordiamo, è soltanto 2 anni che fa ciclocross, ma lo sta facendo con un impegno esagerato. Bene ancora Paolo Perini, che è lì, insomma, che se la sta battagliando insieme a Sergio Giuseppini. Abbiamo detto un affaticato forse Giuseppe Dal Grande, la Nicoletta Bresciani, la quale oramai si deve accontentare della seconda piazza, perché la Oberparleiter ha preso le ali, ha montato le ali sulle spalle e è andata via. Benissimo, qua con Mauro Caneva su Michele Bassani, una bellissima lotta questa, Cristian Buttò al terzo posto, Andrea Pozzato bravissimo al quarto, poi Davide De Bellis, qui vediamo Andrea Pozzato, Davide De Bellis ottimo anche per lui, il quinto posto di oggi, insieme a Daniel Smarzaro in sesta posizione, poi segue Rudy Molinari e Matteo Zecchin. Tanto altro arrivo, questa mi pare sia la mamma di del Colledani. Qua vediamo la Oberparleiter vince alla stragrande sulla Nicoletta Bresciani, quindi brava anche lei. Nicole Dal Santo, sono molto contento per lei, terza, Elena Leonardi al quarto, Micheletto Giovanna al quinto, segue la Mara Fumagalli e Chiara Galimberti. Sofia Beggin, radiante e radiosa, vince su Alessia De Bellis e Anna Faoro. E qua abbiamo proprio Zoppas su Giuseppin, su Perini, e qua vediamo una brutta caduta e c'è stata un po' di polemica, però poi dopo vedremo anche il rallenti e man mano ne parleremo forse in studio. Qua ho visto che Perini, insomma, Schirosante si è un po' appoggiato e ha perso l'equilibrio, per cui la classifica è Zoppa, Giuseppin, Perini, Schiro, e Dal Grande lo vediamo adesso ai teleschermi arrivare in quinta posizione. Per quanto riguarda la fascia 3 vince Michele Feltre, per quanto riguarda le donne vediamo la Magnani. Adesso è il podio con tutte le maglie, tutte le classifiche. Vediamo la Beggin in testa con la De Bellis e la Faoro, e qua abbiamo Nicoletta Bresciani seconda piazza per lei, bravissima la Oberparleiter, e qua Sua Maestà Zoppas. Flavio, ben ritrovato, sentivo un po' la nostalgia, oggi hai detto basta ragazzi. Sì, era ora, era anni ormai che prendevo sempre la maglia, adesso era un po' che sentivo la mancanza. È stata una gara particolarmente dura questa. Sì, è stata un po' strana perché ci sono tratti molto veloci, alternati a tratti con tante curve, abbastanza tecnica, comunque è stato divertente. Buttò conservi la maglia, questa è la bella notizia. Questa è una bellissima notizia, ho anche allungato su De Bellis, complimenti a Caneva che oggi è stato veramente formidabile, anche a Bassani. Caneva, ti ha portato tuo fratello Fortuna, la settimana scorsa era a Scratch e oggi tu lo ripaghi. Sì, diciamo che mi ha dato anche qualche buon consiglio, comunque sono contento perché era quasi 2 anni che non vincevo più una gara e comunque sia mio fratello che la mia famiglia mi sono sempre stati molto vicino e li ringrazio per questo. Anche un secondo posto, sono molto felice, dato che non stavo tanto bene alla partenza, per fatto un secondo posto sono molto contenta. Un secondo posto di tutto rispetto, visto che c'era una campionessa. Sofia, ben ritrovata, insomma ci hai fatto brillare già subito gli occhi. Sì, è stato tutto un po' una sorpresa perché era la prima gara e non sapevo come andavano le altre, io come stavo, ma comunque sono contentissima perché andare così bene alla prima gara sono davvero soddisfatta. Sì, infatti sono molto contenta che oggi sono riuscita a staccare la Nicoletta
perché in pianura lei in teoria va molto di più di me, però sono riuscita a staccarla un po' sul tecnico e ho preso il mio passo e ho vinto. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. L'Hotel alla Corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a 2 passi dallo storico Ponte degli Alpini. L'Hotel alla Corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete Wi-Fi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente e ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'Hotel alla Corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca terrazza estiva. Hotel alla Corte. Nuova Camper Marostica, specializzata nella costruzione di camper semi-integrali, autocaravan in vetroresina, uffici mobili, ambulatori mobili e mezzi speciali per disabili. Nuova Camper Marostica, serietà e affidabilità, un mix di professionalità ed eccellenza nella costruzione del tuo camper. Nuova Camper Marostica la trovi a San Rigo, in via Leonardo da Vinci 17. Visita il nostro sito www.campermarostica.it. Good morning, I'm Björn Lökemas. I'm Mi piace mica tanto questo qua, proprio allegro, è la moltiplica. Sono diventato coach. Matteo, sono diventato un coach. Sai i coach, no? Che fanno le moltipliche, anche voi usate fare le, come si chiamano, le ripetute? Sì. Le ripetute, sono fantastiche le ripetute. Io ne ho saputa una proprio del GS Alto Adige, di un ragazzo che io saluto caramente, che abbiamo parlato un po' e parlava del suo direttore sportivo dal Lago, che è un triatleta, con una stima, con un amore, con
tutto, cioè quando un direttore sportivo diventa un faro per un ragazzo di 13, 14, 15 anni, credo che abbia azzeccato tutto. E lui diceva che questo è un triatleta, l'abbiamo visto tutti, e fa fare anche questi elementi, ma la cosa che lo affascina di più, Marco, rispondimi tu, è perché lui lo fa con loro. Beh, sicuramente un buon allenatore deve anche Per quello io non potrò mai provare farlo, sulla propria pelle, è comunque è un segno di professionalità. È vero che comunque un direttore sportivo, quello che cura i ragazzi da quell'età, diventa non più importante di un padre, guarda, credimi, non è una sciocchezza, ma diventa l'alter ego del padre più importante di un maestro, di un professore, perché con lui ci si confida cose che altrimenti non lo faresti. Sicuramente è una figura importantissima nella vita di un atleta, perché ti Tu sei un confidi. ragazzo studiato, come direbbe mia zia di Mesagni e anche quell'altra di Torino, che le saluto caramente, zia Fedora la saluto, dai, anche zia Vita, dai, poverini, fategli un applauso alle mie ziette, va. Che ve voglio bene! No, tu che sei studiato, mi devi far... Io, guarda, stiamo vivendo un momento particolarmente difficile, perché sembra che abbiamo tutto. Io facevo un pensiero, quando devo dormire, devo fare i pensieri se non mi addormento. Ma io quando ero giovane, ho tanti anni, dicevo, non avevamo niente, non avevamo il pallone, avevamo il prato, avevamo la bialera, avevamo il fiumiciattolo, avevamo tante cose. Oggi dicono che i ragazzi hanno tutto. I ragazzi non hanno nulla, hanno un telefono e basta, e poi parlano di depressione. La depressione viene proprio perché non hai più nessuno con il quale comunicare, o sbaglio? No, infatti secondo me è meglio essere super impegnati che non avere nulla da fare. A volte mi capita, magari, non so, sei ammalato, non puoi andare in bici, non puoi andare a studiare una roba e l'altra, e ti senti proprio male. Alla fine è meglio arrivare alla sera, alle 8 di sera cotti, però con una giornata piena, che ti dà anche soddisfazione, secondo me, piuttosto che essere annoiati. Sì, vorrei anche voi rispondeste a questa domanda, nel senso che pensiamo di dare tutto ai nostri figli, però in realtà non è che gli stiamo dando molto. Come a livello di divertimento hanno soltanto un computer, basta, un telefonino. Non dico voi, dico la società. La società. Noi avevamo molto di più alla nostra età, tu Matteo 9 sei giovanissimo, non puoi parlare, ma alla nostra età avevamo delle cose diverse e quindi questo ti allenava anche. Scusate la filippica, so che vi ho rotto le palle, allora con questo chiudo qua la discussione, mando via gli elite, tanto qua mi caga nessuno. Fatemi un applauso così di incoraggiamento, ma più forte. Condividi quello che dico io? Sì. Tu condividi quello che dico io? Sì. Tu? Sì. E tu? Sì. Un applauso anche a loro, hanno condiviso. Andiamo via con gli under e con gli elite e la fascia 1. Carmine, hai rotto di vincere. Andiamo avanti con la clip. Immagini che ci giungono sempre da Bolzano per l'ultima gara di giornata e guardate che splendido sole che ha fatto veramente capolineo soltanto a Bolzano, pioveva dappertutto. Beh, Damiano, siamo anche fortunati. Beh, per gli organizzatori è meglio che ci sia sempre il sole, per qualche corridore magari preferisce la pioggia, per chi organizza però quando c'è bello va tutto meglio. Abbiamo visto un Diego Retis, io ho un commento su questo ragazzo che sta andando sempre meglio nella categoria F1 che non è neanche una categoria facile. Qua sono partiti già gli under e gli elite in questa gara open, adesso vediamo in testa Diego Retis, c'è da vedere con un Carmine Del Riccio, ma Carmine Del Riccio va via come un professionista. Sì, certo, l'abbiamo detto più e più volte, potrebbe essere ancora lì a lottare con gli elite Carmine Del Riccio. Anche lo stesso Diego Retis, sì, anche Diego Retis non è l'ultimo arrivato l'anno scorso deve aver fatto un anno così un po' di stop, ma gli anni prima era sempre lì a battagliarsi nelle prime posizioni. Qui vediamo la partenza molto veloce dei due under, non a caso la scorsa settimana lo annunciavamo, questi under stanno andando forte e infatti lì nelle prime due posizioni abbiamo Tommaso Caneva e Nadir Coledani.
Nadir Coledani, ma soprattutto qua abbiamo anche un Under 23 che è Moreno Pellizzon, che scorsa settimana ha fatto molto bene e qua si sta difendendo. Ricordiamo che c'è una differenza tra Elite e Under, cioè voglio dire, la gerarchia, è vero che qua gli Under stanno andando alla grande, perché sono già partiti davanti addirittura a Paccagnella e a Fruet, per cui Nadir Coledani insieme a Caneva, insomma, stanno facendo una cosa straordinaria. Vabbè, quest'anno c'è una bella fucina di Under 23 e speriamo che continuino così, che anche perché è giusto che se sono bravi e giovani che emergono è meglio. Abbiamo visto adesso proprio Moreno Pellizzon lì davanti che trascinava la bicicletta. Qua vediamo quanta difficoltà in questo terreno. Ecco, in queste fasi si vede qual è l'atleta e qual è il vero ciclocrossista, Matteo. Sì, in queste fasi compare la vera tecnica. Vediamo subito Carmine Del Riccio che sale in bici e comunque recupera subito sulla categoria Open davanti. Qui esce la tecnica, i particolari del vero crossista che sa dove deve andare, dove deve condurre la bicicletta. Un rettilineo, l'abbiamo visto, anche te Damiano, qua vanno a 300 all'ora, un rettifilo veramente particolarmente veloce, atipico rispetto agli altri percorsi di ciclocross. Ma naturalmente il ciclocross purtroppo sono rettilini belli come certi paesi tipo Faè a rettilineo lungo. Qui la gara si fa dove c'è il posto, purtroppo il rettilineo era un po' stretto, prima sono caduti, però non è colpa, purtroppo le gare si fanno dove ci sono i percorsi, anche Bolzano è un paese, una città un po' particolare, quello era il parco e purtroppo lì è l'arrivo, è stretto, però lì era da fare l'arrivo e basta. Poi d'altronde i ciclocrossisti sanno anche difendersi, sanno anche andare in bicicletta. Bene, abbiamo visto Paccagnella subito inseguito da Fruet, Iari Cisotto lì davanti, che sta facendo molto bene, Ferrazzi anche Nicolò. Per quanto riguarda gli Under 23, Coledani e Caneva stanno facendo gara a sé stante, nel senso sono avanti rispetto a tutti, per cui voglio dire, una gara per loro da mettere in bacheca. Tra poco sentiremo anche dalle parole nell'intervista di Paccagnella, dice finalmente che ci battono, tanto questo qua è un professionista, ricordiamolo. Sì, in una squadra Continental è bello vederli lì davanti, vuol dire che credono nel cross, finalmente cominciamo a vedere quello che abbiamo predicato fino adesso, che anche professionisti vengono a correre alle gare al cross. Lì davanti c'è una gara molto battagliata, secondo me è stato veramente entusiasmante, ecco, e lo stesso anche quelli che inseguivano, perché il Paccagnella e il Fruet non si sono mica risparmiati per andarli a riprendere, hanno dovuto veramente cara alla pelle, e lo stesso anche Iari Cisotto non è che abbia mollato, è stata veramente una gara entusiasmante. Bene anche Moreno Pellizzon, parlavamo chiaramente di Paolo Lunardon della Marchiole Misferos SMP, in cattedra Sua Maestà Carmine Del Riccio, che sicuramente farà bottino pieno anche oggi. Invece molto bene anche Lavarda, lo sto vedendo bene, davanti abbiamo ancora Diego Retis, però una bella performance anche per il terzo incomodo. Intanto vediamo Coledani alle prese con un doppiato, vediamo con quale grinta e con quale maestria riesce a sorpassare questi piccoli ostacoli e come va via alla grande. Vediamo che dall'altra parte si vede in faccia con Fruet e con Iari Cisotto, mentre sale in bicicletta ancora con la maglia di campione italiano, e lì vicino anche il grande, oramai possiamo dire, Carmine Del Riccio. Altra discesa in questo bailam di curve e controcurve, bene Moreno Pellizzon, stanno facendo bene i ragazzi di Daniele Pontoni, anche come auspicio e come ringraziamento alla serata precedente dove è stata presentata questa squadra, una squadra questa che ha creduto molto nelle donne, adesso ha rimpinguito, diciamo così, il loro carnet con i maschietti, e quindi è molto importante questa società, è un po' un faro. Sì, è un faro, è già dall'anno scorso che si sono fatti vedere, da quest'anno c'è Daniele che a tutti gli effetti li segue e stanno facendo molto bene, hanno atleti di carattere, e Daniele insomma penso che non abbia bisogno di presentazioni, sta conducendo una stagione, l'inizio di stagione strepitoso. Bisogna anche sottolineare di questa squadra di Nadir, che era lì davanti, che il giorno prima era l'europeo e adesso
adesso è lì a combattere per la prima posizione. Un Nadir Coledani che si è classificato 23esimo, ha detto purtroppo no, è stata una grande performance, 21esimo Gioele Bertolini che ha avuto anche un incidente perché sennò se la menava con i primi, insomma. Io credo che sia in salute in questo momento il ciclocross, bisognerebbe sfruttare questo momento e incitare le squadre che hanno in sé anche il DNA, intanto uno sfortunato con il dorsale 28, lo vediamo. Si tratta dell'amatore fascia 1 di Perini Simone, che ha dovuto fare parecchia strada a piedi, però conserva la sua posizione. Sto dicendo a incentivare anche le squadre a investire sui giovani nel ciclocross, potrebbe essere una grande speranza non soltanto di adesso, ma proprio in vista di un futuro che è già certo adesso che ne è presente. Ma il ciclocross è in piena salute, si vede anche quanta gente che partecipa e speriamo che continui così, si spera che le società capiscono che il cross fa solo bene, è la palestra principale per l'attività su strada e dopo il cross è bello, si fa d'inverno, specialmente con giornate così che non piove è ancora meglio, però devono capire che il ciclocross fa solo bene e fa la preparazione per la strada è ottima. Questo è sicuro, vediamo di nuovo in sella, bravissimo Perini Simone, che ha dovuto farsi qualche centinaio di metri a piedi per cambiare la bicicletta, subito in sella, benissimo Coledani, atleta stupendo questo, veramente incredibile, io credo che faccia bene, ma anche un strabiliante Coledani che è lì davanti. Sì, l'ho detto prima, è un botta e risposta sia dietro che davanti, abbiamo visto, quindi sia Nadir che Caneva, che Fruet e Pacagnella, qui vediamo che Nadir aveva staccato Caneva, cercherà in tutti i modi di rientrare e vediamo cosa succederà. Io terrei presente il rettilineo che facevi presente prima, perché sia negli amatori che ho avuto prima, sia in questa corsa qui soprattutto, è stato fondamentale. Chi prendeva in testa il rettilineo poteva aggiudicarsi la corsa. Adesso abbiamo visto il nostro operatore sopra gli alberi, mi piace tutti quelli che fanno i fenomeni, che hanno inventato il ciclismo, noi 20 anni che facciamo immagini che puntualmente ci copiano, mi permetto di dirlo perché non le faccio io le immagini, ma è spezzo una lancia per i nostri operatori che hanno fatto scuola e mi dispiace se qualcuno, sai, o si arrabbia oppure fanno sempre i fenomeni che loro sono i migliori. In questo caso posso dire che Gianni Dal Santo riesce a far assaporare nelle gare quel quid, quel valore aggiunto che dà lo spettacolo del ciclocross, che è già appropriato in se stesso, con delle belle immagini, come in questo caso vediamo la mamma proprio di Nadir Coledani frettolosa per andare a fotografare, credo, il figlio vincitore, lo vediamo subito, chissà se sarà lui, noi temiamo di sì, è in volata proprio vince Coledani Nadir su Caneva Tommaso, vediamo Paccagnella Thomas, primo degli Elite, insieme a Fruet e Martino, secondo degli Elite, bellissima questa gara anche per loro, e un grande Iari Cisotto che oggi si è fatto vedere. Di dietro possiamo vedere dopo Iari Cisotto, mi pare che ci sia Nicolò Ferrazzo e poi dopo, come under 23, Moreno Pellizzon. Carmine Del Riccio si impone su tutti, fascia 1, Diego Retis in seconda battuta, bella gara la sua, si sta avvicinando sempre di più, non demordere. Laverda un ottimo terzo posto, anche qua è stata una gara combattutissima. Adesso vediamo chiaramente il podio, intanto vediamo alcuni ritardatari, in questo caso tra poco vedremo proprio Perini, bisogna fare un plauso, quarta posizione per lui, e questo abbiamo detto è Lunardon, il professionista della SLSMP Marchiol. Quindi podio. Intanto un ringraziamento a tutti i giudici che hanno preso parte a questa bella giornata di Bolzano. Podio proprio per Coledani, Caneva e Pellizzon per gli under 23, Paccagnella, Fruet e Iari Cisotto per gli Elite, e qua manco a dirlo Carmine Del Riccio insieme a Diego Retis e a Laverda. Stanco Paccagnè? Oggi sì, ho fatto molta fatica. Speravo di farne molta meno, invece in realtà la gamba non c'era, quindi ho dovuto soffrire fino alla fine. Almeno il podio è stato colto, i due giovani oggi andavano veramente forte e sono contento anche per loro perché finalmente ci battono. No? Sì, ma non c'è più rispetto. Vabbè, ma devono far così perché altrimenti se stanno al nostro livello non saliranno mai a livello mondiale, quindi così invece quando cominciano a batterci vuol dire che comincia ad andare anche forte. Allora, Pellizzon, grande festa oggi in casa Trentino,
Sì, sicuramente Nadir è andato molto forte, è partito subito davanti, ha battagliato un po' con Caneva, poi non ho visto bene perché ero abbastanza indietro, però... Ma è una buona prova la tua, eh? Sì, al primo anno comunque terzo non mi lamento, anzi sono molto contento. Sì, ieri non c'era la presentazione che ero a fare l'europeo, è andato così, non ero molto soddisfatto. Come così? Guarda che 23esimo dietro a Gioele Bertolini, insomma non è poco. Sì, dai, è abbastanza bene. Oggi sono riuscito a esserci, quindi ho fatto, penso, onore alla mia maglia, alla mia squadra, visto che siamo Trentino. Comunque la nostra società sta andando molto forte, io penso di essere molto migliorato grazie anche a Daniele. Sono sicuro che anche Moreno fra poco darà filo da torcere a tutti, quindi quando saremo vicini assieme giocheremo di squadra e comunque faremo qualcosa di importante. Ma che bravi! Edoardo, come avete fatto a farli così? È un bel impegno. Quanti ne avete di bambini voi? Ma quanti ne avete di bambini? Ne abbiamo 4, questi qua sicuri, dopo c'è qualcuno che si aggrega ogni tanto. E casomai la famiglia può La crescere. famiglia, la nostra intenzione è proprio quella il prossimo anno. E quando si inizia, ragazzo mio, non si smette più. Lo so. È vero? Lo so. È vero, dà un senso veramente a fare le cose. Mi pare giusto, io vi auguro di allargare la famiglia il prossimo anno, di aggiungere sedie, anzi anche fuori lo facciamo la trasmissione, guarda, basta che ci siano tanti bambini che possono onorare questo sport. Tra poco partiremo con l'ultima clip perché siamo stati a Rovereto in questa bellissima distilleria della Marzadro, ma meraviglioso, fanno delle grappe eccezionali, poi io sono veramente un degustatore doc, ma quello che mi è interessato è vedere anche là, abbiamo detto, tanti giovani, una squadra che crede nel ciclocross. Voi invece, che credete nel ciclocross e in più organizzate una gara, avete previsto degli stand. A me ci sono due cose che interessano. Intanto la signora Maria è accompagnata con il signor Edoardo, che non gliene frega niente del ciclocross, perché deve venire. Di che ci sono tante bancherelle. Sì, abbiamo 20 bancarelle praticamente di prodotti locali del territorio che promuovono che si possono anche acquistare. Si possono anche acquistare, e anche del settore della bike ci sono alcuni espositori che appunto espongono i vari. Poi fate anche delle esercitazioni ludiche, sì, dove i bambini, anche se non praticano ciclismo, possono anche capire cosa vuol dire essere vigili del fuoco. Sì, esatto, e visto che anche all'interno del Mastercross abbiamo inserito anche quest'anno un campionato italiano, il 10° campionato italiano per vigili del fuoco, abbiamo appunto pensato anche per i bambini di fare un percorso che possono iniziare a vedere le varie attività dei vigili del fuoco, provare proprio con il loro mano queste attività diciamo pompieristiche per un giorno immedesimarsi in vigili del fuoco. E invece in quanti siete che organizzate tutto, Silvio? Ma diciamo che il gruppo vero e proprio sono una ventina di persone, 20-25 persone. E dopodiché quel giorno lì della gara siamo una cinquantina, 50, 60. Quindi il fratello, che si il cognato, vieni a darmi una mano? Beh, no, anche tanti nostri iscritti insomma, che partecipano, che ci vengono ad aiutare. No? E quindi siete coperti anche con la forza lavoro? Sì, sì, sì. E per quel giorno lì sì, sabato e domenica sicuramente. Stand gastronomico ci sarà sicuro? Abbiamo fatto il stand gastronomico. Abbiamo... Lei adesso ti pareva. abbiamo un'azienda... C'è anche un'azienda per esempio che produce delle cose per i massaggi, dei cosmetici eccetera lì vicino a Schio, che si propone quest'anno a fare i massaggi agli atleti, chi vuole, primo lo può certo. Sì, chi vuole massaggiare lo stomaco, scusami? Ah, quello molto importante, ci saranno panini, vino eccetera eccetera eccetera, Matteo, tutto quello che si vuole. A te fa schifo? No, neanche a me. Io sarò il primo a essere lì. Anche io, scusate. Allora mandiamo la clip di Rovereto, poi diamo le date con la prima Mastercross e quindi clip Rovereto, Trentino Rosa.
presso la distilleria Marzadro la presentazione del Team Trentino Rosa Anima Nera. La compagine presieduta da Giorgio Leonardi vede come timoniere il campione del mondo Daniele Pontoni. Bellissima la cornice della distilleria Marzadro, che da sempre è vicina al sodalizio trentino. La compagine chiaramente non vede soltanto il volto noto di Daniele Pontoni, ma c'è anche Marco Zontone, ex nazionale di ciclocross, Angelo Galimberti, Cristian Chiandussi e Andrea Scilisizzi. Sì, le società non sono tante, sono poche, però la qualità è quello sul quale cercano di puntare, scegliendo anche le cose più impegnative, come il settore femminile, come quello della pista e come il ciclocross, le specialità magari del fuoristrada, dove i numeri non sono così importanti, perché l'impegno, il sacrificio, la passione possono portare risultati anche se non c'è un'attività che possa corrispondere a quelle delle grandi regioni come il Veneto e il resto d'Italia. Trentino Rosa Anima Nera, partiamo dalle donne che è stata un po' la natura di questa società, come anche la strada. La natura di questa società adesso mutualizza i maschietti con Pellizzon, con Colledani e oltretutto il ciclocross, le ruote grasse, mountain bike stanno diventando una quasi partnership, diciamo così, visionaria di uno sport più completo, più allargato, più a 360 gradi. Ma certo, diciamo che a noi piacciono le sfide, la prima sfida l'abbiamo presa nel settore femminile, dopo 5 anni abbiamo dato dimostrazione di saper far bene, qualche anno più, qualche anno meno, abbiamo sfornato delle campionesse e ora la sfida è verso il cross. Il cross, devo dirci la verità, mi attrae perché lo vedo più come una famiglia, corre l'esordiente, corre l'allieva, poi corre il papà o la mamma. In un giorno vedi tutte le categorie, mi piace, piace anche a Anima Nera che è un liquore eccezionale che si consuma anche quando è freddo e direi che per noi è una sfida interessante. Quest'anno abbiamo inserito dei ragazzi perché puntiamo a una completezza, abbiamo fatto un piano triennale su cui vogliamo andare a esportare anche le abilità italiane all'estero. Giorgio, tu subentri a tuo papà come presidenza di questo team del Trentino Rosa Anima Nera, ma con te non voglio parlare di ciclismo. Io so che tu lavori adesso a Lugano, se fai presente in una società lo fai perché comunque hai sempre notato che nel ciclocross o nel ciclismo ci sono le regole. Con te voglio capire perché a Lugano e soprattutto la differenza che c'è tra l'educazione di Lugano e dei giovani, chiaramente, e l'educazione dei giovani in Italia e se lo sport può fare qualcosa. Ma Lugano perché ho fatto un'università che mi permette di andare all'estero e quindi ho voluto fare questa esperienza. Diciamo che a livello formativo è molto importante provare ad andare fuori di casa, andare lontano e diciamo che è veramente una bella esperienza. La Svizzera sì, è diversa, sono svizzeri, sono puntuali, sono diversi perché sono molto più seri e quindi questo... La stazione di Chiasso com'è rispetto a quella italiana a 100 metri? Sono molto vicine ma sono molto, molto distanti per quanto riguarda l'ordine, la pulizia e non solo. Lo sport può aiutare questo, diciamo lo sport può aiutare ad educare finalmente. Sì, sicuramente lo sport aiuterà. I ragazzi che corrono la domenica e il sabato non fanno grandi cavolate e diciamo che anche chi si allena, e poi è una scuola di vita, è una palestra e una scuola di vita. Tu correvi? Io ho corso per 12 anni, adesso sono in ammiraglia. Paolo, Team Trentino Rosa, abbiamo detto che è stata una sorta di serpente, ha cambiato pelle, dalle donne mutualizza gli uomini, abbiamo detto, adesso la multidisciplinarità veramente come fattore importante quasi nel DNA di questa società. Ma l'importante è che mantengano anche le donne, perché veramente è uno dei settori in sofferenza che non riesce mai a crescere perché forse non si trovano le realtà che possano credere in queste ragazze. Per strada passo coi tempi sicuramente, il fatto di aver fatto adesso questa scelta di non fare solo strada, di fare il ciclocross come l'abbiamo fatto gli anni scorsi, ma implementare la cosa, un tecnico importante che arriva, penso che era un passo che doveva essere fatto. Daniele Pontoni, un tecnico che potrebbe veramente allenare chiunque.
sicuramente l'esperienza che ha acquisito lui negli anni e le sue capacità tecniche sono cose importantissime che non possono essere perse, devono essere trasmesse ai ragazzi. Per partire con una squadra con queste ambizioni sicuramente lui ci saprà fare, devono sempre essere i ragazzi poi a chiedere, perché dar per scontato che tutti riescono a trasmettere è il primo dei passi sbagliati. Noi arriviamo da una stagione l'anno scorso con la famiglia Leonardi, abbiamo intrapreso questa strada, quest'anno la nostra idea, grazie anche all'aiuto degli sponsor che ci supportano, ha preso corpo. Quindi riuscire a mettere assieme e fare andare d'accordo, come hai detto tu, ragazzi e ragazze, ma poi soprattutto ragazzi che hanno l'età di Michele che ha 13 anni, che è esordiente, con Nadir che ne ha 20, credo sia la cosa primaria e fondamentale. Finora questa cosa è successa perché vedo Nadir e Michele dormono in camera assieme, Moreno adesso ha saltato una trasferta, quindi magari già dalla prossima domenica sarà anche lui assieme, è un ragazzo che trainerà, diciamo, anche tutti gli altri ragazzi dietro quando andremo alle corse. Magari io rimarrò il faro all'esterno, ma sicuramente dentro fra di loro vedo un gruppo unito, vanno d'accordo, giocano, ridono, scherzano e soprattutto, cosa fondamentale, io non mi nascondo e per questo trovo un motivo per stare sulle palle anche vincendo. Per fortuna siamo in chiusura. Dalla regia mi hanno detto è Nogaredo, capisco che è Nogaredo, è vero, però se io dico Nogaredo, la signora che sta a Tripuzzi, che voi non sapete manco dove è, appunto, è normale, fa fatica. Allora diciamo Rovereto, perché a Rovereto si sa che è una lingua di terra dove fai un passo sei già in un altro territorio, per cui vogliamo identificare la zona e soprattutto le bellezze del Trentino. Abbiamo visto i meleti anche qua a Bolzano, che cosa non sanno. Tra le mele, tra le pere, perché fanno anche le pere eccezionali, no, le pere giuste, e poi dopo i vigneti, ragazzi miei, anche a Schio state messi bene però, cioè, anche a Schio insomma sì, c'è una bella ruralità. Sì. No. Sì, diciamo che è una cittadina... È una cittadina industriale, mi sembra tanto una cittadina molto metropolitana. Sì, no, industriale fino al punto giusto, c'è la possibilità della vivibilità da parte del cittadino di star bene, cioè, le strade sono curate bene, pulizia, non è solo lavoro e basta, è anche... Quindi non diamo un'ideologia politica, non è né di centro né di destra né di sinistra, è una città intelligente, che è la cosa più bella forse del mondo. Allora diamo l'appuntamento alla prima tappa del Mastercross. Quindi è il 23 di novembre, se non sbaglio. Tutto pronto? Uno deve venire a Schio, che fa? Perché arrivano da Milano, arrivano anche giù dal Meridione. Già dall'uscita dell'autostrada troverà l'indicazione per arrivare praticamente sul campo gara. Ma se io arrivo, scusami, siamo precisi qua, da Bologna o da Milano devo prendere un'autostrada. Un'autostrada che è la A31, che si esce a Tiene. Segnate tutto. Si esce a Tiene, da Tiene si prosegue verso Sant'Osso, all'ospedale di Sant'Osso, si prende la zona industriale di Schio per arrivare alle porte di Schio e lì c'è il centro notatorio. E quindi c'è ampi spazi per tutta quanta l'organizzazione, per i stand, per le squadre agonistiche, ci sono spazi. Abbiamo riservato anche la logistica per docce e quant'altro, perciò trovano anche le docce calde. Io ce l'ho un parcheggio, arrivo un mezzo, sai, non devo fare... Mi fate entrare comodo, spero. Sì, beh, logicamente... Stai attento, ma le segnaletiche le avete messe? Ma le mettete... Per sabato a mezzogiorno tutto pronto. Quindi, vi aspettiamo. Quindi l'appuntamento con Schio è il 23 di novembre. Noi ci prendiamo una pausa, non di riflessione, di riposo, è vero? E lasciamo lavorare altri, vero? Ci ritroveremo giovedì 27 novembre proprio per acclamare e lodare sicuramente la gara, la prima gara Mastercross, che fa parte ancora e sempre del Trofeo Triveneto. Ci saranno 2 classifiche
separate, una Mastercross e l'altra del Trofeo Triveneto. Mi pare il Mastercross dia al primo 33 punti anziché 30 del Trofeo Triveneto, se non sbaglio. Quindi però sono due classifiche a parte, ma comunque fanno sempre parte del Trofeo Triveneto. È molto importante da dirlo e quindi noi aspettiamo chiaramente tanta gente e tanti partecipanti. Tu Marco hai detto che ci sei. Ma là ci potranno essere anche altri fiori di corridori, perché comunque è da punteggio questa gara se è nazionale, vero? Beh, penso che tutti i principali esponenti italiani ci saranno, quindi sarà una gran bella battaglia sicuramente. Noi ti aspettiamo Marco e tu devi venire qua quando vuoi, so che fai un sacrificio enorme perché arrivi anche da tanto lontano, ma questo ti fa soltanto che un grande pregio a te. Io ringrazio anche Silvio Soppetto, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Edoardo Sandri, presidente dello Schio Bike, grazie a Damiano e grazie a Matteo. Grazie. Matteo, noi diamo l'appuntamento il 23, speriamo che torni a... Io sono convinto di sì. Se mi volete... Noi ti vogliamo sempre, torno... ma sono convinto che no, anche... Ma non vorrei che lei Lenia pensasse che gli ho preso la poltrona. Perché... No, perché lei ha un debole per te, non so come mai. Guarda Matteo, trattalo bene perché è un bravo ragazzo. Dice così, è un bravo ragazzo. Ciao Elenia, un bacio a te e a Mia e anche a tuo marito. Grazie per essere stati con noi, buon rientro nelle vostre case. Per chi avesse il piacere di seguirci lunedì sera alle ore 20, sempre su questo canale 159, o bianco o nero. Per questa puntata è proprio tutto, buonanotte, arrivederci. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.